Il giorno dopo il referendum sull'autonomia della Scozia, gli umori sono un po' chi voleva l'autonomia perché così aveva una carica in più per chiederla anche per il Veneto. Friuli già ce l'ha e sta bene così, anzi bisognerebbe imparare. Friuli è molto avanti su certe cose proprio perché ha l'autonomia, proprio perché si trattiene una parte consistente delle proprie risorse, quello che vorrebbe fare anche il Veneto. Forse non occorre né la secessione né andarsene da questo paese, occorre più autonomia, forse la battaglia diciamo più spendibile, forse la battaglia che ci permetterebbe di ottenere in breve qualcosa di più. Abbiamo un residuo fiscale di 3.700 euro pro capite, vecchi e bambini. Cosa vuol dire? La differenza tra quanto lo Stato ci dà e quanto paghiamo noi. Basterebbe forse darne metà alla solidarietà e fare anche l'interesse nostro, cioè quello di far aumentare le infrastrutture, ma soprattutto di creare non solo le strade, ma anche il Politecnico per esempio del Veneto, ma anche dare più laboratori, più possibilità ai nostri giovani che sono bravissimi. Nella graduatoria internazionale sono tra i più bravi, i nostri, i friulani e anche quelli del Trentino Alto Adige. Non è una rivendicazione campanilistica, è un dato di fatto. Sono bravi, bisogna dargli le risorse e le possibilità di crescere, perché questo farà bene al Veneto e a tutto il nord-est.